Pensiero del giorno sabato 13 aprile. Aumentare lo spirito di famiglia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i nostri fratelli. Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14. Questa parola ci insegna che l'amore per il prossimo è la strada maestra che ci conduce a Dio. E poiché siamo tutti suoi figli, nulla conta di più per lui che l'amore per i nostri fratelli e sorelle. Non possiamo dargli una gioia più grande di quella che gli diamo quando amiamo i nostri fratelli. L'amore fraterno ci porta all'unione con Dio. È una fonte inesauribile di luce interiore. È una fonte di vita, di fecondità spirituale, di continuo rinnovamento. In una parola, passiamo dalla morte alla vita. Al contrario, quanto manca alla carità, tutto appassisce e muore. Se è vero che dobbiamo amare tutti gli uomini, è altrettanto vero che il nostro amore deve iniziare da coloro che vivono abitualmente con noi, per poi estendersi a tutta l'umanità. Dobbiamo pensare prima di tutto ai nostri parenti, ai colleghi di lavoro, ai membri della parrocchia, dell'associazione o della comunità religiosa a cui apparteniamo. L'amore per i nostri fratelli e sorelle non sarebbe autentico e ordinato se non partisse da lì. Ovunque siamo chiamati a costruire la famiglia dei figli di Dio. Questa parola ci apre prospettive immense, ci proietta nell'avventura divina dell'amore cristiano, con i suoi percorsi imprevedibili. È tempo di decidere. Tutti noi abbiamo fratelli e sorelle da amare nel nome di Gesù. Siamo fedeli a quest'amore. Chiara Lubick, estratti dal commento della Parola di Vita del maggio 1985. Parola di Vita, aprile 2024. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.